La mea, che non conosciutissimo ormai, anche se invece per quelli della mia generazione è stato un po' insieme a Giovanna Marini, che per fortuna è ancora con noi adesso, è stato il riferimento della canzone militante, la canzone di protesta e anche della canzone folk. Il tema di questa sera è l'essere umano. Questa è una canzone, una delle sue canzoni secondo me più belle, che si chiama Coulomb. Ivan era di origine toscana, ma è cresciuto e ha passato tutta la sua vita a Milano. Personaggio molto particolare, è stato direttore di Linus, ha scritto alcuni western anche tipo Tepepa, quindi i western di sinistra, perché così erano considerati, e ha fatto molte altre cose. E suo fratello è stato per molti anni un docente universitario molto, molto conosciuto, uno storico, e lui ha scritto tante canzoni in milanese, insomma, quindi un po' la lingua di Iannacci. Io l'ho un po' adattata alla mia parlata, che io sono di Torino, quindi ho un po' mescolato le due cose. A Coulomb è la storia di Ivan che gira di notte a Milano e incontra sempre ai Navigli, incontra sempre quest'uomo che dorme rough, come si dice, dorme per la strada, che non saprà mai il suo nome, e lo descrive dicendo l'ultima strofa, dice a quell'uomo che incontro sempre in Viale Gorizia, a quel pezzo di silenzio,
e anche alla notte e al cielo, voglio dire, in via Gorizia ci sono io e non so che senso ha scrivere queste parole. Sente. A color che ti incontravi la notte in via Gorizia sopra al navili quando vivo abbiamo segno tranquillo e per la strada a giro quei che son mo a culo matiere na maccia che sveglia sull'asfalto la strada con la faccia un po' già una strania che ti è un po' stracca e un po' smorta culo ma te sereno qua stras un po' d'ombra nientante no Giuseppe no Giovanni neanche Walter neanche adesso mi cugnosi tu no ma culon a cul tocca silenzi e anche chi è Verdin in via Gorizia ai sumida per me e su loro se stirocca se Buongiorno a tutti, mi sentite bene in fondo? Sì? Prima di iniziare volevo ringraziare l'amministrazione di Serramanna e in particolare l'assessore Guido e Francesca che mi hanno invitato, appunto Francesca Puntis, che mi hanno invitato a questa rassegna che mi ha fatto veramente piacere. Mi ha fatto piacere per vari motivi, innanzitutto per aver ritrovato dopo tanto tempo che per vari motivi non ci vediamo l'amico Maurizio, perché condividiamo la stessa professione, la stessa passione appunto per l'agricoltura e la terra e ho avuto poi il piacere di conoscere anche dalla presentazione il Fabio Parascandolo. Parascandolo, perfetto, Parascandolo. Logicamente come quando noi sardi andiamo in Italia i nostri nomi non li azzeccano mai, io giustamente volevo fare l'italiano meglio. Poi niente, mi ha fatto piacere anche se vi dico la verità, un pochino mi ha preoccupato perché si parlava di cibo e mi hanno invitato, quindi siccome le mie dimensioni sicuramente fanno pensare che il cibo mi piace, quindi ho detto che ci sarà un motivo. Però tornando appunto al libro che ho trovato veramente interessante perché approfondisce culturalmente varie sfaccettature, cerchiamo adesso di brevemente di diciamo percorrere un percorso sintetico di questo libro che poi invito tutti quanti a leggere perché veramente si legge con semplicità, è un libro non pesante e ci fa riflettere su tante cose. Tra l'altro io come mi ha detto Peppe
spero di non confondere i nomi, perché a volte poi quando si fanno queste presentazioni un attimo confondere i nomi, però sono stato appunto 12 anni presidente del mio ordine e insegno in una scuola professionale per l'agricoltura, e dove queste materie le tocco con mano tutti i giorni. Quindi mi ha fatto veramente piacere accettare questo invito. Niente, che dire, Maurizio Fadda, non so se fai tu la presentazione, ma te la faccio io, altrimenti è un libero professionista, oltre che un insegnante, svolge l'attività, si occupa di biologico. Io l'ho conosciuto come mio insegnante in un corso che avevo fatto tempo fa per diventare ispettore del biologico. È diciamo una branca che io non ho continuato a seguire assiduamente, invece Maurizio ha proseguito in questa sua attività, in questa sua passione, e quindi mi ha fatto molto piacere accettare. Invece appunto Fabio ho appreso che è un docente di geografia, ho avuto anche il piacere, non so, di geografia, cultura del paesaggio, eccetera, eccetera. Comunque trovate nella pagina, diciamo, alla fine del libro. Magari lo dico. Perfetto, ti do la parola. Così... No, se vuoi continuare a parlare. No. Geografia del paesaggio e dell'ambiente. Ecco, questo è il nome della disciplina. Prego. Io comunque adesso non rubo più tempo agli autori del libro e inizierei a parlare. Una cosa che sicuramente questo libro raggruppa è il tema di questo festival, cioè sulla sostenibilità. Sicuramente questo libro, diciamo, tratta gli argomenti sulla produzione del cibo, poi lo vedremo, la sostenibilità di lungo e largo, sull'accoglienza, sul rispetto del diverso. Oggi se ne parla in tanti modi, caporalato e quant'altro, quindi sicuramente produrre il cibo, abbiamo anche queste problematiche qua, e poi conoscenza di se stessi, delle proprie radici culturali e antropologiche, molto importante. Vi posso assicurare che questo libro di lungo e largo tratta questi argomenti. La prima cosa che chiederei agli autori: cosa li ha spinti a scrivere questo libro? Quindi do la parola a loro, così ci spiegano perché sono arrivati a scrivere questo libro. Va bene, grazie, molte grazie. Io su questo sarei proprio sintetico. Lo scriviamo anche, la scintilla che ha mosso il nostro discorso è stata l'alluvione che c'è stata in Sardegna, che ha colpito una ventina di comuni, facendo anche delle vittime, molte, cioè abbastanza, relativamente alla dimensione della regione e alla popolazione relativamente poco abbondante, comunque mi pare oltre 20 morti. E questa alluvione, che ci fu nel novembre del 2013, fece molti danni, e appunto nel libro viene detto che noi l'abbiamo sentita come un punto di non ritorno, perché a quel punto da un momento all'altro altre catastrofi si sarebbero potute verificare, e in un certo senso non è che non sia stato così. Cioè abbiamo visto che in generale gli eventi estremi in questa fase di crisi climatica avanzante si stanno addensando e stanno diventando sempre più frequenti. Quindi è un problema in generale di eventi estremi, mettendoci altro, non solo le alluvioni, ma la siccità, gli incendi, insomma, sono tanti discorsi che potrebbero essere fatti. E c'è un rapporto diretto ovviamente con il tema dell'agricoltura. E quindi io chiesi a Maurizio se lui aveva voglia di fare insomma, se volevamo parlarne assieme di questi argomenti, io da geografo, lui da agronomo, e il motivo per cui poi è diventato un libro è perché circolò in rete come dunque verso le comunità del cibo della Sardegna, vero l'avevamo chiamato, Maurizio? E circolò per almeno un annetto, insomma, non so neanche io dove, perché sai, certe volte quando metti le cose in rete prendono le strade strane, che non sai neanche tu. Per cui alla fine fui contattato dal dottor Pucci, che io chiamo rispettosamente così, ma che è il direttore della LEF, della Libreria Editrice Fiorentina, e Giannozzo Pucci ci propose di farne diventare un libro stampato. Ora, essendo io Maurizio Vecchi fan di Fukuoka, e sapendo, perché quando noi eravamo ragazzini La rivoluzione del filo di paglia era un libro cult per noi che avevamo 20 anni o pressappoco, e allora insomma fu un grande onore per noi, e ci abbiamo, e diventò un libro.
Sentiamo quello che dice Maurizio, prego. Sì, vero, è proprio così. A me poi insomma affascinava molto insomma, lavorare con Fabio, con cui eravamo amici già da tempo, e mi piaceva confrontare ecco, le mie conoscenze da agronomo, la mia conoscenza degli agricoltori con cui lavoravo appunto nel mio studio, con gli agricoltori già fatti, e a scuola cercando di costruire gli agricoltori del futuro. Quindi era bello, ecco, diciamo, mettere, come dicevo io a Fabio, tu scrivi le cose belle, profonde, di grande cultura, io cerco di renderle terra a terra, come dire, comprensibili a tutti quanti. Perché l'idea che abbiamo avuto con Fabio è quella di fare un libretto agile, come ha detto Ettore, cioè non pesante, non, come dire, cioè ricco di temi importanti e profondi, ma scritto in maniera comunque abbastanza semplice, comprensibile da tutti. Perché ne volevamo fare un manualetto che fosse utile, ecco, agli agricoltori, agli amministratori, agli insegnanti, perché no? E volevamo appunto ragionare su a che punto era giunta la Sardegna sia il suo ambiente che il suo mondo agricolo, e quindi di conseguenza sono le cose che producono il cibo, e volevamo ragionare su dove, vista la situazione, volevamo andare, dove sarebbe stato meglio che andassimo, o perlomeno dove potevamo ragionare insieme di andare. E quindi l'idea appunto è stata questa, è venuto già questo libretto che volutamente abbiamo fatto non troppo pesante, non con troppe pagine, in maniera tale che fosse ecco, facilmente fruibile da tutti. Non è che devi usare quello il microfono, no? Prova? Sì. Pensavo non si accende. Niente, poi una curiosità mia che mi è venuta adesso leggendo il titolo, come è nato il titolo del libro, cioè per la sovranità, il nostro cibo per la sovranità alimentare. Da cosa nasce questo titolo? Sì, qua posso rispondere io perché ricordo bene quando Giannozzo Pucci mi fece la proposta, nel senso che le comunità del cibo della Sardegna sì, era interessante, ma non era abbastanza immediato. Invece l'idea di parlare del nostro cibo fu secondo me una bella idea del dottor Pucci, e devo dire lui è tuttora molto contento di questo libro, perché mi disse pensa un po', è il primo libro regionale prodotto da una regione italiana su questo tema, e quindi a maggior ragione dobbiamo esserne fieri. Magari nel frattempo ce ne saranno stati altri, perché poi sono tante le case editrici possibili, però invece poi c'è il discorso della sovranità, ed è interessante perché ora siamo magari in una fase culturale in cui c'è stata una vulnerabilità, insomma, di tipo sanitario, e quindi non c'è nemmeno forse facile ricordare bene qual era il clima culturale degli anni 2016, 17, 18. Nel 18 fu pubblicato il libro, no? E in realtà sovranità, sovranismi erano dei termini estremamente in voga, noi ci tenevamo molto a usarli, però con una specifica declinazione che è quella del cibo, perché poi magari ci arriveremo, è un discorso generale quello che io farei, che è un discorso tra l'altro caro anche alla LEF e a Giannozzo Pucci, che è quello dei beni comuni. E che cosa siano i beni comuni, eccetera, magari ci vediamo su domande successive. Ultima cosa, il termine sovranità alimentare, noi qui lo definiamo, per qualcuno che poi voglia effettivamente leggere il libro, quando a pagina, se ricordo bene, il 40, ora non c'ho il segno, non l'ho segnato, però c'è la citazione di João Pedro Stedile del movimento Sem Terra del Brasile, il quale fa un ragionamento molto interessante su come definire la sovranità alimentare, e noi nel libro diciamo che è importante capirlo da subito, perché è facile magari dare delle definizioni, ora qua non lo do per non parlare troppo tempo, diciamo così anacquate. Sostanzialmente si ha sovranità quando si padroneggia, quando i sistemi del cibo sono decisi da coloro che li organizzano e che li praticano, in questo caso appunto dai sardi. Cioè la nostra idea di quali mosse andrebbero fatte perché
gli abitanti della Sardegna possano ritornare a mangiare un cibo sul quale hanno voce in capitolo, cioè nel senso che possibilmente che se lo producano loro, tra l'altro. Va bene, ora torniamo avanti. Poi, giusto per le domande che sto facendo sono quello che a me ha incuriosito, quindi come qualsiasi lettore poteva incuriosirlo. Io sono figlio di allevatore e sono praticamente uno che dalla campagna è andato via, abbiamo ancora l'azienda ma la seguo proprio marginalmente. E quindi ho letto a pagina 15 del libro un passaggio che mi è piaciuto, cioè a tutt'oggi sono vissuto in Sardegna come in altre aree interne d'Italia tra polpe urbane e ossi rurali. Questa cosa mi ha colpito perché nel 2009 per la prima volta le popolazioni urbane hanno superato le popolazioni delle campagne e si stima che nel 2030, 2040, comunque nei prossimi 10-20 anni arriveremo circa un 70% nelle popolazioni urbane rispetto alle popolazioni rurali. Quindi questo comporterà una serie di problemi. E quindi volevo porre questa domanda: cosa li ha spinti a loro a trattare questo argomento, questo molto attuale, diciamo, e molto problematico, perché poi noi pensiamo coltivare il cibo come una cosa, invece l'alimento, dietro c'è un progetto per arrivare alla coltivazione del cibo. Il progetto deve essere a 360 gradi, quindi chiedo a loro appunto questo passaggio del libro, cosa gli ha ispirato, cosa gli ha portato appunto a trattare questo argomento. Guarda, io di nuovo, allora su questo rispondo io semplicemente perché si tratta di una citazione un po' metaforica, ovviamente, ed è quella, infatti qua viene appunto in nota, viene spiegato, si parla di Manlio Rossidoria, noto agronomo dell'immediato secondo dopoguerra, il quale però parlava di polpe e osso con riferimento alle campagne diciamo ricche, pianeggianti, in cui le aziende potevano esplicarsi al meglio perché si trattava di una terra molto produttiva, e l'osso erano invece in generale le zone collinari e montuose, insomma le campagne che soprattutto nel mezzogiorno d'Italia a quei tempi cominciavano a sentire molto il peso della subalternità economica, e infatti cominciò diciamo questo esodo massiccio dalla terra proprio in quel periodo, e quindi lui parlava di questo. Noi invece, io diciamo in questa parte l'ho scritta io, quindi posso dirlo, l'idea era direttamente non più di distinguere all'interno delle campagne quelle più ricche e quelle più povere, ma semplicemente dire che tutte le campagne sono ossa, perché ormai perfino le campagne più ricche comunque sono completamente subalterne a soggetti di impresa, a soggetti di tipo industriale, a soggetti che danno il credito, eccetera, che hanno la sede altrove e che dirigono dall'esterno e soprattutto appunto dalle località centrali, metropolitane, megalopoli, eccetera, tutto quello che si fa. Telecomandano quasi, oserei dire, per come stanno andando le cose negli ultimi tempi, tutto ciò che è esterno alla città. Poi all'interno sempre del libro si trattano molti temi ambientali legati alla produzione del cibo. Un altro che mi ha incuriosito sia per deformazione professionale sia perché sento molto il riscaldamento globale. Oggi è giusto velocemente, poi do la parola agli autori, si parla di impronta ecologica e il cosiddetto giorno del debito ecologico, che in inglese, scusatevi, la mia pecca, comunque Earth of Short Days, prendetelo per buono, ma non è buono. Quel giorno era il 29 luglio del 2021 quest'anno. Per capirci, il primo anno che se ne parlò fu nel 1970. Si stima che nel 2050 quel giorno sarà il 1° gennaio. Cosa significa? Che servirebbero 2 pianeti per sopportare il peso della Terra. Quindi io
vi chiedo cosa vi ha spinto appunto a trattare questo argomento sul riscaldamento globale, tutte le problematiche, e su questo, insomma, come l'avete trattato, come l'avete visto. E così via. Io dico due parole in estrema sintesi e poi passo subito a Maurizio, perché in realtà di fondo noi partiamo dalla considerazione che quel modo di coltivare la terra, perché intanto qua si parla del nostro cibo, ma è l'interazione tra il cibo e il territorio, diciamolo subito, perché non è un libro di ricette oppure di scienza dei nutrimenti, diciamo, non è rivolto dal lato di chi mangia il cibo, ma è rivolto da come il cibo viene prodotto in questa particolare regione. E si parte dal fatto che il cibo comunque, ecco, facciamo l'esempio di un cibo principale, che come può essere il grano. Allora, la Sardegna fino agli anni 50 era autosufficiente per le produzioni di grano e anzi ne esportava. Quindi già questo è un grande esempio del fatto che si trattava appunto di una condizione di sovranità alimentare. Certo, dopo si può anche dire che c'erano delle situazioni di povertà e tuttavia il fatto che c'era un'agricoltura di autoproduzione per l'autoconsumo creava delle condizioni molto particolari che poi sono andate perdute con lo sviluppo. Quindi quasi paradossale, no? Si è andati meglio però per andare peggio da altri punti di vista. A questo punto l'idea del libro era proprio che cosa si potrebbe fare per recuperare tanti aspetti importanti di quel modo di vivere che abbiamo perso, e per questo appunto ovviamente li abbiamo persi perché c'è il problema anche della non sostenibilità, del fatto che questo tipo di agricoltura invece di andare d'accordo, diciamo così, con la natura, funziona a spese della rigenerazione delle capacità di generare un cibo sano. E quindi proprio partendo da questa contraddizione io ho soprattutto chiesto a Maurizio: noi dobbiamo fare un libro in cui tu mi devi aiutare da agronomo a dire che cosa andrebbe fatto per cambiare musica. E quindi lui ora ce lo può dire, perché se il problema è l'insostenibilità del sistema attuale, quali sono i passi da compiere? Che poi il libro uscì nel 2018, ma non mi pare che sia stato fatto molto, quindi è ancora molto attuale. Sì, sì, come diceva giustamente Fabio, come dire, il mio apporto al libro è stato appunto quello di cercare di, dopo appunto questo esame della situazione sarda e anche mondiale, voglio dire, di come appunto questo ambiente lo stiamo depredando costantemente senza pensare al futuro dei nostri figli e dei figli dei nostri figli, come dire, il mio apporto è stato quello anzitutto di raccontare delle cose belle che sono state fatte in Sardegna, che ne sono state fatte tante, nel libro sono raccontate, sono anche come dire, rappresentate dalle foto che vedete. C'è un corredo fotografico abbondante che in oltre 15 anni io e Fabio abbiamo raccolto varie iniziative in cui eravamo direttamente o indirettamente coinvolti, e quindi potete vedere le facce delle persone che hanno fatto, che ne so, partendo dai mercatini degli agricoltori, oppure iniziative in cui gli agricoltori cercavano di organizzarsi insieme per poter appunto affrontare meglio il mercato e l'acquisto dei mezzi di produzione, a iniziative di scambio semi, a iniziative di associazioni e gruppi di acquisto che sostenevano gli agricoltori. Insomma, ecco, aspetti come dire, di incontro fra la campagna e la città che secondo noi erano rappresentativi di quello che si doveva fare, si poteva fare perché era stato fatto. Ad esempio la foto che vedete in copertina è una coltivazione del grano che abbiamo fatto a Nuoro con degli amici del nostro gruppo d'acquisto. Gli ho detto: ragazzi, perché non proviamo a coltivarci un capo di grano? Volevo scardinare appunto questo limite del fatto che il grano, ecco, era impossibile coltivarlo, doveva essere coltivato solamente da grandi aziende appunto. E
questa cosa è appunto rappresentativa, l'abbiamo voluta mettere in copertina perché rappresentava appunto innanzitutto far capire ai cittadini quale fatica è lavorare nei campi, che cosa vuol dire appunto seminare, coltivare, raccogliere, che cosa vuol dire alzarsi all'alba di un giorno di luglio e andare a falciare un campo di grano, se all'inizio è bello, divertente, affascinante come nella foto, poi quando comincia ad arrivare il caldo, insomma, è un po' meno affascinante. Ecco, questo per dirvi che abbiamo voluto raccogliere le esperienze che sono state fatte in Sardegna, che stanno anche continuando in Sardegna, per dire, in una parte del libro, che è quella appunto di cui mi sono occupata io, abbiamo proprio fatto una sorta di decalogo, punti di cose che secondo noi andavano fatte in Sardegna, e che poi erano anche riproducibili in altre parti d'Italia e del mondo, per appunto portare la gente a stare più vicina a come si produce il cibo, e non solo fisicamente, ma almeno mentalmente. E questo fatto lo si può fare se chi compra il cibo lo compra da chi lo produce. La vicinanza fra chi produce il cibo e chi lo consuma. E che chi consuma il cibo lo consumi in una maniera non asettica, non impersonale, ok? Oggi la gente col cibo ha a che fare con un bancone del supermarket e il massimo del contatto umano è il chiacchierare con la commessa che per caso passa lì, se passa. Questa è una cosa che a noi ha sempre colpito molto, e abbiamo parlato nel libro dei modi in cui invece il cibo si potrebbe coltivare in maggior quantità intorno a dove si abita. Ad esempio partendo dal grano, che appunto, come ha detto Fabio prima, ci dava l'autosufficienza, che adesso ci dà una percentuale molto molto bassa del nostro consumo del grano. Fra l'altro nel libro, nella parte finale, c'è anche un contributo statistico di professor Novoli, Francesco Novoli dell'Università di Sassari, che è stato anche mio insegnante, e di Francesco Manca, dove abbiamo messo anche dei dati tecnici, scientifici, che dimostravano quanto dicevamo. E cosa dicevamo? Dicevamo che appunto bisogna far sì che la gente acquisti il più possibile dagli agricoltori, che gli agricoltori coltivino il più possibile il cibo che viene consumato localmente, okay? Che non coltivino soltanto per la grande distribuzione, ma che una quota sempre maggiore del cibo che viene consumato in ogni comunità sia prodotto intorno a esso, non per forza alla periferia, però in un circolo abbastanza vicino. E questo è uno dei primi elementi della sovranità alimentare che abbiamo detto. Dicevo, quando vado in giro a parlare io dico sempre: è possibile che la Sardegna sia stata il granaio dei romani e non riesca a essere almeno in parte il granaio dei sardi? È possibile che il grano che in Sardegna viene così bello, così buono, debba venire da altre parti del mondo? Guardate che io vengo dalla provincia di Nuoro, in cui nei piccoli paesi ancora la metà delle famiglie fa il pane in casa ogni 15 giorni. Ripeto, la metà delle famiglie, è molto, Purtroppo però lo fanno con la semola canadese, e questa è un'assurdità che a me non mi fa dormire la notte, perché è assurdo che noi abbiamo ancora tutto questo sapere, ancora sappiamo fare il pane e lo possiamo fare, abbiamo i forni e anche la sapienza familiare per farlo, e usiamo la semola canadese. Dico, è un'assurdità che non può andare avanti, per cui io non dico adesso di botto, di buttare a mare tutto, ma di cominciare a far sì che questa semola del pane che facciamo in casa in buona parte sia prodotta in Sardegna. Non ce la facciamo in buona parte, facciamo almeno metà. Quindi non si chiede la luna, si chiede che il cibo venga prodotto vicino dove viene consumato. Solo in questa maniera, con un'agricoltura poi di piccola scala, con un'agricoltura di piccole aziende condotte dalle famiglie, come sono il 90% delle aziende in Sardegna, che sono tutte di provenienza familiare, condotte dalla famiglia, dai figli, dai nipoti, di chi ha portato avanti quella terra. È tutto così il nostro territorio, quindi il nostro territorio è già impostato su un'agricoltura, su una piccola agricoltura contadina e agroecologica, come diciamo con Fabio, cioè che non impatti sull'ambiente, che non consumi la fertilità della terra a una velocità superiore a quella a cui questa fertilità si possa ricostituire. I vecchi contadini non consumavano la terra, la usavano e con le rotazioni ricostituivano quella fertilità che serviva a riprodurre il pane, il grano, quindi il pane, anche negli anni successivi. Quindi questi aspetti noi abbiamo voluto evidenziare nel libro. Poi ce ne sono altri, ma insomma, sarebbe lungo di tutto.
comunque dopo questo intervento soprattutto di Fabio mi ha risollevato la mia figura per cui sono venuto, perché come ha detto giustamente non si parla di ricette e cose, ma si parla del punto di come viene costruito il cibo e quale impatto può avere sull'ambiente, sul territorio cibo. E questo vi posso dire che nel libro lo troverete spiegato benissimo, di lungo andato, veramente bene. Un altro punto che mi ha incuriosito, perché come diceva Maurizio, parliamo di alimenti, ma nella relazione presente, vi leggo un piccolo pezzo, al Forum Sociale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, tenutosi a Ginevra dal 1 al 3 ottobre 2012, Stedina ha sostenuto la necessità di, e dico giusto due righe, realizzare un programma di produzione agricola e idrico che metta al primo posto la sovranità alimentare di ogni paese, con la produzione di alimenti sani. Quindi mi piacerebbe capire appunto questo passaggio, cosa vi ha ispirato questo passaggio che trattate nel libro. Sì, magari rispondo io, semplicemente per dire che è la nozione stessa di sovranità alimentare che è stata ormai è un patrimonio già dagli anni 90, dalla fine degli anni 90, elaborato dai movimenti contadini su scala globale. Tra l'altro noi citiamo il caso di Via Campesina che oggi è il più grande sindacato al mondo, quindi non ci dimentichiamo che ovviamente sì, però poiché comunque ci sono ancora al mondo centinaia e centinaia di milioni di agricoltori, tra l'altro ecco un dato di fondo che è bene ripetere qui, perché il senso comune normalmente non sa questo, che il 70% del cibo che viene consumato dagli esseri umani è prodotto su piccola scala da piccoli agricoltori. Sembra una cosa molto strana, ma come? Allora ci stanno raccontando che il cibo globalizzato è il cibo di tutti? No, dipende, perché ci sono tante parti del mondo in cui l'alimentazione transita da mercati territoriali, non è un'alimentazione basata sulla grande distribuzione e sull'agroindustria. Questa è una specialità del mondo, chiamiamolo così, ricco, il quale poi detta legge anche, certo, tutto il resto, però negli interstizi continuano a sopravvivere centinaia di milioni di contadini che sono anche molto battaglieri. Il caso più interessante, che è anche attualissimo, io lo citerei volentieri, è quello dell'India. Avrete sentito parlare delle 3 leggi che avrebbero globalizzato l'agricoltura in India, alle quali si sono opposti fieramente 650 milioni di agricoltori, o meglio di contadini, perché là i contadini ci stanno ancora, alla fine il primo ministro indiano ha gettato la spugna. Questa è notizia di 15-20 giorni fa, quindi ha ritirato questi progetti di modernizzazione, che sono ormai controproducenti. Ecco, questo va detto, perché noi in fondo analizziamo anche la modernità e lo sviluppo e non ne diamo un giudizio positivo, sicuramente si può dire, e tuttora, magari mi permetto, prima di chiedere anche a Maurizio di come vuole interpretare la domanda, continua a non fare, diciamo, i percorsi di modernizzazione continuano a non essere soddisfacenti, perché noi qua si è parlato di impronta ecologica, quindi di ecologia. Ebbene, l'attuale ministero della transizione ecologica, forse che sta proponendo e sta per realizzare delle trasformazioni coerenti con il nome che ha, noi crediamo assolutamente di no. Ci sono già vari ambientalisti che l'hanno cominciato a chiamare il Ministero della finzione ecologica, altro che della transizione. La transizione si basa essenzialmente su questa idea che se vogliamo smettere di avvelenare e intossicare la terra e tutti gli elementi che compongono la natura, la prima logica cosa è non pensare al cibo necessariamente come una merce che può transitare da tutte le parti del mondo e fare dei giri continui nelle sue varie fasi, no? Cioè produzione, trasformazione, distribuzione, consumo, smaltimento. Ovviamente in base a logiche di puro mercato si può produrre in Cina, poi esportare in Sud America, poi rivendere in Europa
insomma non ha nessuna importanza, insomma, perché poi sono le borse, come sapete, quella di Chicago e poi di altre parti del mondo che decidono i prezzi globali, ma questa è una logica che condanna gli esseri umani a subire poi gli effetti negativi dei chilometri alimentari consumati, perché tutto questo spostamento di cibo ha un costo ambientale notevole, perché il cibo pesa, cioè tutto quello che viene dalla terra pesa, non sono idee, quelle possono anche circolare in internet, quello che volete, sono leggere, però il cibo pesa e quindi è molto più corretto, anche logicamente tutti ci arrivano, produrre il cibo nel proprio intorno, ma d'altronde così dai tempi del Neolitico abbiamo vissuto noi esseri umani. Queste trasformazioni sono estremamente recenti e infatti poi quando arriveremo, prima di finire vorrei parlare dei beni comuni perché appunto è un tema importante. Bene, da questo punto di vista io voglio dire che nel libro non abbiamo solo analizzato quello che non va, quello che è stato fatto, le cose appunto interessanti, gli aspetti particolari, ma abbiamo voluto anche dare proprio delle proposte operative. C'è proprio un capitolo che in particolare è quello che ho curato io sempre con l'aiuto di Fabio. Abbiamo proprio scritto semplicemente delle proposte operative, perché su queste cose si parla sempre molto tanto e noi oltre che parlarne abbiamo voluto dire, bene, che cosa facciamo? Capitolo 5 dice, proposte operative, piano generale del cibo, cardine del governo complessivo del territorio. E ve ne cito alcune, non leggendole tutte, ma per dire che abbiamo proprio parlato di cose concrete, che domani un qualsiasi amministratore di un qualsiasi comune può fare, ok? Quindi sostenere i piccoli agricoltori, l'abbiamo già detto, far sì che i piccoli agricoltori sostenuti vengano sostenuti anche con incentivi a fare un'agricoltura agroecologica e di prossimità, cioè che produca il cibo vicino dove viene consumato. Ancora, adoperarsi affinché tutti i centri di ristorazione collettiva degli enti pubblici acquistino e preparino pressoché esclusivamente prodotti sardi, anche se questo in parte si sta facendo. Prevenire problemi e ricevere suggerimenti da chi opera ogni giorno sulla filiera, cioè gli agricoltori debbono essere parte in causa quando si parla di agricoltura, devono essere considerati in maniera maggiore. Ancora, vi leggo solo i più importanti, riformare radicalmente gli enti agricoli pubblici regionali, che spesso sono un'enorme macchina mastodontica che non è poi così efficiente, abbiamo detto anche delle cose abbastanza scomode e coraggiose. Aprire nuovi mercati per gli agricoltori e gli allevatori, liberi e gratuiti, cioè non solo i mercati di Campagna Amica della Condiretti, ma tanti mercati agricoli in ogni centro. Cosa ci vuole a fare il mercato degli agricoltori in ogni centro di una certa dimensione? È proprio così impossibile farlo? Noi crediamo di no. Ancora, fornire integrazione di reddito agli agricoltori e agli allevatori per i loro servizi di controllo e tutela dell'agroecosistema. E questo in parte c'è anche qualche misura del PSR che in piccola misura sta facendo. Varare un piano di riordino fondiario regionale, questo è già più difficile, che aiuti la conversione dell'agricoltura verso questo modello. Restituire centralità sociale alla figura dell'agricoltore allevatore che sta perdendo sempre più la sua funzione importante. Attivare, ecco, questa è una cosa importante, specifiche deroghe alla mastodontica normativa europea di trasformazione dei prodotti alimentari per le piccole realtà contadine. La normativa comunitaria, e chiudo con questa, è fatta per le aziende della Danone e della Granarolo e non tiene conto delle specificità dei piccoli agricoltori, delle piccole trasformazioni che non hanno la grande quantità produttiva e quindi i grandi rischi di queste aziende. Ecco, delle deroghe a questa normativa che sono già state fatte, ad esempio nella provincia di Bolzano e in altre parti d'Italia, permetterebbero ai piccoli agricoltori di trasformare i loro prodotti e di venderli direttamente, aumentando il loro reddito e facendo mangiare in maniera più sana le persone che abitano vicino a loro. Grazie Maurizio. Io mi sono dimenticato di dire una cosa, che il libro è strutturato in 5 capitoli e poi una parte introduttiva e finale. Io infatti sto andando avanti un po' di ogni capitolo, ho cercato di cogliere quello che poteva incuriosire il lettore, e tra il quarto e il quinto li leggo per questioni di tempo, perché il tempo è tiranno, anche quando sembra che stiamo andando lenti, invece corre il tempo. Leggo prevenzione, cioè la figura del
l'agricoltore è centrale non solo per la produzione di cibo, perché questo è importante. Cioè noi non possiamo immaginare, faccio l'esempio di Serramanna, che il pomodoro che arriva dalla Cina arriva, faccio adesso un prezzo giusto così, a 10 centesimi, e il prezzo invece del pomodoro prodotto da Serramanna non può essere messo nel mercato meno di 30 centesimi. Quindi anche un valore etico questo prodotto, bisogna certificare anche come è stato prodotto, come chi ci ha lavorato, come sono arrivate a questo. Ma la cosa che mi è piaciuta, appunto, che potrebbe essere il primo passo verso questo, è prevenzione degli incendi, ricompensare coloro che solamente se gli incendi non vengono e non indennizzare se questi avvengono. Questo è un passaggio importante. Oppure i contratti fiume che io volevo trattare da presidente dell'ordine, sono stato anche presidente 6 anni del regionale, della federazione regionale, volevo trattare con la regione Sardegna, perché sono una cosa molto interessante questi contratti fiume legati anche a questa problematica degli incendi. Pensiamo a ciò che è avvenuto nel Montiferru, immaginate queste piogge che stanno venendo giù questi giorni, quanto suolo attivo sta finendo a mare. Però io non lo dico oltre, passo agli autori, altrimenti non è più un intervento degli autori, ma un mio intervento è tutto voi, anche questo. Certo, io aspetta, io direi che rispetto al discorso del contratto di fiume oppure allo scoraggiare a corrette pratiche di prevenzione degli incendi, tra l'altro io ho citato l'idea di Tonino Perna che in quei tempi, stiamo parlando dei primi anni 2000, era ancora presidente, un sociologo economico, ma che era anche presidente del Parco dell'Aspromonte. Lui fu il primo in Italia ad adottare nei comuni del parco questa metodologia. Evidentemente funzionava, ma faceva girare meno denaro, essendo una carica politica quella di presidente del parco, non è durato più, forse 7-8 anni, credo. Purtroppo poi non hanno ripetuto quel tipo di metodologia, che invece effettivamente è perfetta, nel senso, io ti do i soldi proprio nella misura in cui tu riesci a non far succedere incendi, non che poi ti compenso se ce ne sono stati, e quindi però ormai il territorio è distrutto. Invece per il discorso del contratto di fiume, in effetti l'idea è sempre quella. Un tempo era noto, quando si era dei soggetti tra virgolette arretrati, perché non c'era lo Stato, il welfare state, no? Cioè non è che c'erano delle situazioni in cui ci si prendeva cura dei cittadini attraverso dei servizi. Semplicemente si sapeva che il governo del territorio era anche la prevenzione, per esempio, dalle alluvioni, quindi si sapeva che andavano puliti i boschi per evitare determinate trasformazioni o anche rischi di incendio o anche rischi appunto di alluvioni dovuti al fatto che i corsi d'acqua alla fine, se si intasano, creano delle barriere pericolosissime per l'acqua di pioggia. Allora, tutte queste trasformazioni, ovviamente già ci sono stati parecchi rapporti pattizi tra soggetti agricoltori e abitanti, diciamo, e istituzioni locali, proprio perché se non agli agricoltori a chi le vuoi dare queste possibilità di fare la manutenzione di tratti di territorio importanti, perché poi alla fine ne beneficiano coloro che si trovano a valle. Insomma, il problema generale delle colline e delle terre alte, ma poiché l'Italia, ma anche la Sardegna, ne ha tante di terre alte, noi non ci possiamo andare a lamentare quando ci sono state le alluvioni se non sappiamo che cosa c'è a monte, quando poi l'ondata di piena arriva, no? E niente, quindi si tratta in generale di riconsiderare tutto l'insieme del territorio in quanto espressione di un pianeta vivente come un bene comune da salvaguardare. Poi magari più avanti vorrei appunto ritornarci ancora una volta, però vorrei prima sentire Sì, il tempo corre. Qua vedo pagina 53, appunto, una cosa che mi è piaciuta molto: investimenti agroecologici a lunga scadenza privi di ritorni economici immediati. Questo è un argomento che mi è piaciuto, cioè il pensiero, perché
c'è un detto che tutti voi quasi sicuramente conoscete: chi pianta tamarindi non vedrà mai i frutti, perché è una pianta che, se va bene, lo vedono i figli di chi li pianta, molte volte lo vedono i nipoti. Quindi che senso avrebbe allora piantare quella pianta se io non vedo un ritorno economico immediato? E quindi questo concetto mi è piaciuto molto. E come è nato, voglio sapere. Facciamo dire a Maurizio, magari. Aspetta, questo. Ah, scusa. Sì, il concetto è appunto che nella gestione del territorio, in cui appunto abbiamo detto vorremmo che fossero maggiormente coinvolti e sostenuti gli agricoltori, è importante che non si ragioni solamente sulla singola azienda agricola, ma che si ragioni in termini appunto di territorio, di comprensorio, ok? E quindi anche ad esempio piantare alberi, piantare boschi nelle zone più scoscese, come ho proposto io, no? Intorno ai paesi, nelle zone più scoscese, più rocciose, tanto non coltivabili in altra maniera, perché non impiantiamo boschi? Ormai di questo si sta parlando abbastanza. I boschi sono lenti, ci mettono appunto 30, 40, 50 anni per diventare grandi, quindi spesso non ne vediamo noi il risultato. Ecco, noi vorremmo che gli amministratori e i politici regionali avessero un'ottica meno miope, che ragionassero in un'ottica di più anni, in un'ottica di generazioni future, alle quali noi dobbiamo lasciare un pianeta vivibile. E vista la situazione del riscaldamento climatico, l'eccesso di CO2 in atmosfera, quale strumento migliore e più ecologico se non quello di piantare alberi e conservare quelli che già ci sono? Quindi è questa una delle ottiche più importanti che secondo me devono circondare quelle aziende agricole che producono il cibo per i territori circostanti. Quindi le piccole aziende agricole condotte dalle famiglie che producono il cibo per i territori circostanti con le merci che non viaggiano molto, e nei rilievi intorno, quelli più scoscesi e meno coltivabili, alberi e boschi che producano tutela ambientale, legna e protezione del territorio per appunto le generazioni future. Sicuramente poi anche riduzione del rischio idrogeologico, basta vedere ciò che è successo a Bitti, ma Fabio ha dato un'ispirazione, basta pensare alle Cinque Terre, come sono venute giù con l'abbandono e questo è un concetto che a me è piaciuto molto, perché molte volte l'agricoltore, si chiudiamo velocemente, l'agricoltore viene visto solo come quello che percepisce le premi comunitarie, non come la persona che invece gestisce il territorio. Se questi agricoltori vanno via dal territorio, poi ne vedremo le conseguenze. Niente, una cosa che mi è piaciuta, ma questo forse Maurizio che l'ha scritto, non lo so, o Fabio, tecnici preparati e sensibili. Infatti all'Expo noi agronomi si parlava di progettazione del cibo, abbiamo avuto, grazie all'Expo, anche io non dimentico mai di essere stato presente all'ordine, quindi ogni tanto torno, anzi mi sento ancora, anche tu non le senti. E poi niente, alcuni passaggi molto bellini, tipo la legna come faceva mio padre, mio nonno, che andavano nelle montagne a raccoglierla ed era un bene comune. E su questo poi andiamo a chiudere. Vorrei fare l'intervento a Fabio, che appunto voleva parlare giustamente dei beni comuni, dell'importanza di questi beni comuni, che mi permetto di dire in certe zone proprio del Molese ci sono interi territori quasi tutti ad uso civico, poi molte volte la popolazione lo viva come la sua proprietà perché era del nonno, poi del padre, poi del mio, e non viene più visto come un uso civico. Sì, ora io non voglio parlare qua perché ci potrebbe troppo lontano di usi civici, perché è un tema grossissimo, però in generale cominciare a rendersi conto che siamo in una situazione veramente delicata, questo sì, perché dobbiamo pensare che dal momento che negli ultimi 50-60 anni, quanti sono passati di sviluppo, le trasformazioni non sono state soddisfacenti, soprattutto per coloro che vivono nelle zone rurali della Sardegna, e questa è ancora una regione comunque in grandissima parte rurale, non ce lo dimentichiamo. Questa situazione, questi rapporti di potere ferocemente gerarchizzati, per cui alla fine gli abitanti dei luoghi rurali sono deprivati della possibilità di condurre una vita decente, va cambiata, ma va cambiata attorno
a un nuovo paradigma, e questo nuovo paradigma sicuramente secondo me è quella dei beni naturali essenziali alla vita, perché in realtà il problema è che il vivente quando si parla di un nuovo modo di organizzare le società, secondo me il paradigma dovrebbe essere valorizzare l'importanza della rete della vita sul pianeta. Ora, questa rete della vita, questo vivente, da che cosa è composto? È composto da, lo sappiamo tutti, è composto da animali, da piante, è composta dai semi, da animali e piante, cioè tutto l'insieme della biodiversità, dai semi, dal cibo, che poi in fondo comunque per il momento non è ancora fatto, speriamo che non lo sarà neanche in futuro, fatto dalle fabbriche, del senso fabbriche di microscopi, di biotecnologie, esatto, insomma, modalità ingegnerizzate, diciamo, di produrre il cibo a partire da microrganismi che vengono messi al lavoro, diciamo così, no? Allora, il cibo ancora non è questo. Allora, finché questi beni comuni che sono diciamo la stoffa con cui è intessuto il vivente vengono considerati i modi con cui noi possiamo vivere e noi umani ci sentiamo parte di questi beni comuni, perché questa è la cosa importante. Il nostro corpo stesso, il nostro corpo vivente è la porta ed accesso a tutti i beni comuni, e quindi dovremmo smettere di considerarci strappati alla natura, al resto della natura. In realtà questo è il vero cambiamento che dovremmo fare. E per esempio chiudo, sì, ancora se ho qualche minutino, volevo solo dire che Giannozzo Pucci, appunto il dottor Pucci, l'ultimo libro che ha scritto si chiama La rigenerazione del bene comune, una visione ecologica di governo, ed è basato proprio sull'idea che l'insieme dei beni comuni vengono a essere messi al centro in una visione che è poi quella dell'interesse o bene comune, e anche se quindi smettere di considerarli secondo le logiche convenzionali dell'appropriazione privata e partire dalle esigenze locali degli abitanti dei luoghi. È stato così fino a 70-80 anni fa, ancora di più in tempi premoderni, quindi quando si è affermata questa trasformazione, insomma ai tempi di Sugonnotto, per capirci, e dal momento che le trasformazioni non sono state soddisfacenti dobbiamo trovare delle nuove strade. Bene, chiudiamo. Vi dico che il libro ci sono anche alcune parti molto belle fotografiche, anche conclusive statistiche e quant'altro. Ringrazio ancora tutti quanti per averci ospitato, parlo anche a nome degli autori. Ringrazio nuovamente Guido Carcangio, che nel frattempo si è accesa la mia lampadina sull'assessore, appunto, che mi ha invitato. Ringrazio Francesca, appunto, insomma tutti quanti. Grazie dell'attenzione. E Giuseppe Manias, che giustamente anche se adesso c'è un momento in cui ragazzi dell'associazione un dono a voi relatori, ringraziando Fabio, Ettore e Maurizio per il vostro apporto. Grazie. Grazie ancora. Grazie a voi.